ma personalmente. Allora il tempo vola letteralmente. Andiamo a vedere ci sono altri aspetti importanti oppure rivediamo un po' gli ultimi, percorsi di sensibilizzazione e di informazione, e quindi ritorniamo al discorso della anche formazione, e poi i momenti di criticità che ci sono dappertutto. Un altro messaggio, aspetta che lo leggo in tempo, ci lamentiamo degli italiani furbi, ma siamo italiani anche noi. Certo, io ho detto siamo italiani, per forza. Percorsi di sensibilizzazione e informazione che coinvolgono ospiti familiari o chi per essi, momenti di criticità, ecco, la criticità che devono essere affrontati tempestivamente e con assunzione di responsabilità. Sì, anche in questi casi, no? Siccome dicevamo la gravità degli ospiti ormai è molto alta, perché si arriva in casa di riposo proprio quando le famiglie non ce la fanno più a tenere i loro familiari a casa, e quindi demenze in numero rilevante, Alzheimer e pluripatologie, quindi persone allettate, eccetera. E in queste situazioni molti momenti possono essere critici, ma se l'operatore è lasciato a se stesso, non c'è un confronto, non ce la fa, no? Non ce la fa, e quindi bisogna che ci sono i coordinatori delle strutture, ci sono gli educatori, ci sono gli psicologi, ci sono i medici, no? I geriatri, eccetera. Ognuno deve veramente concorrere perché l'organizzazione sia la migliore e perché l'operatore, che poi è l'operatore sociosanitario, bisogna anche dirlo, la stragrande maggioranza delle lavoratrici dentro le case di riposo sono operatori sociosanitari, l'ultimo gradino della scala contrattuale, ed è quello che fa il lavoro più gravoso, più a contatto diretto con l'ospite, no? Sempre, perché è quello che lava, cambia l'ospite. Pensate quanto è gravido di emozione questo rapporto così corporeo, no? Così stretto, e però quanto anche difficoltoso, soprattutto nelle situazioni di demenza, di Alzheimer, no? Di pluripatologie, quindi il rischio costante di ammalarsi di burnout, quello che noi chiamiamo bruciarsi dentro, da parte degli operatori. Quindi veramente di andare fuori di testa, no? E se non c'è i coordinatori, le figure professionali preposte ad accorgersi e ad aiutare queste figure professionali, no, nel loro lavoro quotidiano, basta, salta tutto. Assolutamente. E allora ci sono anche casi di violenza, perché quando uno è bruciato dentro, e non riesce più a capire qual è la causa del suo star male, è quello che sto cambiando il pannolone, che se l'è fatta addosso ancora, no, ancora una volta, e allora mi accanisco contro di lui. È sempre un po' la guerra fra poveri, no, che si dice in generale in questo caso, come dire, il paziente, l'ospite e l'operatore sociosanitario sono proprio un insieme che invece andrebbe veramente curato dal punto di vista relazionale, psicologico, molto di più di quello che si fa. Assolutamente. Ecco, tutelato e valorizzato, aggiungo. Certo. Tutelato e valorizzato, sì, perché gli operatori... Allora, in conclusione un po' di questo lavoro che avete fatto, di questo progetto che è stato attuato, che cosa vi state proponendo, vi siete proposti, quindi a livello attuativo? Beh, di andare avanti. Quindi continuare a mettere l'occhio dentro per rendere più trasparente queste strutture. Certo, in maniera adesso ancora più pregnante, tenendo anche conto che questo progetto, che è stato un progetto pilota perché è stato sviluppato qua in Veneto, è stato preso anche in maniera forte dalle nostre due strutture nazionali. Adesso noi ci siamo riproposti anche con l'aiuto dei nostri rispettivi segretari generali di portarlo e focalizzarlo sui singoli territori. E quindi ci sarà sicuramente uno sviluppo, perché come ho detto all'inizio noi abbiamo un obiettivo, che è quello di andare a declinare il codice etico. E quindi questo rende l'operativo. Che non è poca cosa, perché prima, nel punto precedente, quando andiamo a parlare della criticità, come si affronta la criticità,
La criticità è proprio, io la definisco la prova del 9 di una buona organizzazione, perché come affronto la criticità e se intervengo subito in maniera ottimale e rispondente, vuol dire che io ho raggiunto l'obiettivo, vuol dire che sto dando un buon servizio, vuol dire che l'utente si sente a casa sua, vuol dire che il lavoratore che passa lì dentro gran parte del suo tempo, della sua vita, considera anche quella in parte un po' la sua famiglia, perché i nonni, così i nostri chiamano gli utenti, i nonni, le nonne, sono anche adottati. Cioè certo, sì, c'è un riconoscimento di dove ci sono le buone pratiche, perché insomma l'ha detto anche la Rosanna, ma diventa prima. A questo punto anche un'attività a contatto con le persone gratificante, perché certamente, attenzione, c'è l'aspetto guardi fondamentale. Che ci sono persone, lavoratrici e lavoratori che scelgono di lavorare nelle strutture dove ci sono gli anziani, è proprio una scelta di vita. Quindi una vera e propria missione. Certo, sì, vabbè, sì. Ecco, allora, quindi bisogna che chi è alla testa dei processi si faccia carico responsabilmente di tutto ciò che ne discende, il che vuol dire che deve avere grossa attenzione per chi opera lì dentro, perché avendo attenzione per la lavoratrice, il lavoratore, vuol dire che io do attenzione anche all'utente che mi viene dentro. Perché se non ho attenzione nei confronti del lavoratore e della lavoratrice, vuol dire che non me ne frega niente, tanto è soltanto qualcuno che viene e che mi porta un introito mensile. Ma così non deve essere. No, assolutamente. Per cui, e siamo tutti coinvolti, nessuno escluso. Chiarissimo. Siamo proprio in chiusura. Potrei leggere un pensiero, perché secondo me dei tanti pensieri e discorsi e parole che sono venute fuori in quegli incontri. Vado a casa con una pesantezza nell'anima perché manca la dignità della persona. Perché la persona anziana, la persona disabile, hanno vissuto una vita, hanno dato qualcosa alla vita e gli va riconosciuto. Ecco, questo è un pensiero di una lavoratrice e poi un altro. Gli ospiti potrebbero regalarci ancora molto, anche se l'anziano non lavora più, anche se ha la sua disabilità, ha comunque un ruolo. Assolutamente. E sono tutti pensieri molto pregnanti, molto veramente di chi vive vissuti. Certe esperienze direttamente. Ecco, certo. Possiamo dire che magari, visto che voi operate in questo senso, che state cercando di anno dopo anno, perché sono lavori anche abbastanza lunghi, aprire sempre più quelle porte di queste strutture, no? Per renderle trasparenti, per renderle più fruibili da parte di tutti, più vive, perché poi se ci fossero movimenti di persone anche giovani, no? Dei bambini, sarebbe anche estremamente interessante, perché sono portatori di cultura queste persone anziane, anche se molti non sono più autosufficienti, però tantissimi parlano. Potete anche essere luogo di segnalazioni di problemi, di disfunzioni, per cui magari chi ci ascolta, chi ci ha scritto eccetera, sa che all'interno di certe strutture le cose non vanno come dovrebbero, anche se poi è difficile per carità trovare le prove, quel che si vuole, però intanto segnalarle allo SPCGL può essere importante, perché stanno facendo questo lavoro, un lavoro significativo. È bene sapere le cose per poi poter intervenire per tempo, perché queste persone che sono all'interno non vivono in eterno e per cui almeno quello che resta da vivere lo possono vivere in modo migliore. Facciamo così, perfetto. Grazie alle nostre ospiti dello SPCGL e della funzione pubblica, grazie a voi di averci seguito. Come sempre l'approfondimento dedicato proprio alla riforma delle strutture residenziali per anziani, cosiddette IPAB, e comunque per semplificare al massimo, sarà dedicata martedì sera con vari interlocutori istituzionali, politici e delle parti sociali. Vi aspetto, quindi intanto buon proseguimento. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.